ahimè, è arrivato e con sé ha portato anche il maltempo e temperature decisamente più basse rispetto alla settimana scorsa. Cattive notizie dunque per chi aveva programmato un weekend all'aria aperta. Fino a martedì vivremo giornate all'insegna della pioggia. La nuova perturbazione, chiamata Penelope, porterà 72 ore di precipitazioni che saranno meno abbondanti nelle zone settentrionali della regione Veneto. Ci sono delle criticità, soprattutto sulle zone meridionali, probabilmente tra il pomeriggio e la notte di domani e poi nella seconda parte della giornata di domenica. Nella giornata di lunedì avremo ancora delle precipitazioni e ancora cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto e probabilmente un'attenuazione della nuvolosità ce la possiamo aspettare nella seconda parte della giornata di martedì con sicuramente meno precipitazioni, invece forse ci sarà ancora qualche precipitazione nella prima parte di martedì. Le temperature poi saranno mediamente in calo per l'arrivo di venti freschi dalla Russia e dai Balcani, clima autunnale con non più di 14 gradi di giorno. Le temperature in realtà saranno in calo, soprattutto nella giornata di domani per quanto riguarda le temperature massime, invece saranno in leggero aumento le minime, siamo su valori, ci sarà una scarsissima escursione termica fra il giorno e la notte, come è normale quando il tempo è perturbato, per cui non ci sarà molta differenza fra le temperature notturne e le temperature diurne. Avremo temperature massime intorno ai 16-18 gradi probabilmente in pianura e invece le minime saranno sui 12-14 gradi.